In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Dopo 25 anni scoperti i mandanti dell'omicidio Geraci. Sono passati ben 25 anni, ma alla fine è stata fatta luce sui mandanti e sugli esecutori dell'omicidio di Mico Geraci, sindacalista della UIL che venne ucciso a Caccamo l'8 ottobre del 1998 davanti ai suoi familiari. Geraci aveva in più occasioni attaccato pubblicamente la mafia e proprio questo sarebbe il movente per il quale è stato ucciso. Manager Sanità, chiesta altra documentazione. La Commissione Affari Costituzionali dell'ARS ha chiesto all'Assessorato alla Salute di avere ancora altra documentazione sui manager della sanità proposti dal governo Schifani. La Commissione ascolterà l'assessore a volo martedì 12 marzo e il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica Salvatore Iacolino mercoledì 13 marzo. Il voto sui manager proposti avverrà invece giovedì 14 marzo. Nel frattempo, per sicurezza, sono al lavoro i pontieri proprio per evitare che eventuali fibrillazioni esplodano improvvise senza che prima siano state verificate. La Monterrosso se ne va, era ora. Il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno ha dato il benservito con una PEC alla direttrice generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterrosso. La fondazione si occupa su mandato dell'ARS di tutti i servizi commerciali, turistici e culturali di Palazzo dei Normanni. Da alcuni settori si sono innalzate grida di dolore, a nostro parere incomprensibili. L'ANAC già il 25 luglio del 2023 accusava la Fondazione Federico II di poca trasparenza e assenza di informazioni. È per questo che oggi ci sentiamo di dire la Monterrosso se ne va, era ora. Terme di Sciacca tra impegni e proteste. Erano migliaia ieri a Sciacca la manifestazione indetta dal Comitato Civico Patrimonio Termale per chiedere la riapertura delle terme. Vennero chiuse insieme a quelle di Acirreale da una sciagurata decisione del governo Crocetta, il 6 marzo del 2015, esattamente 9 anni fa. Un patrimonio termale straordinario. Ieri il presidente della regione Renato Schifani, in concomitanza con la manifestazione, ha presieduto un tavolo tecnico sulla riapertura delle terme di Sciacca e Acirreale. Lupo assolto perché il fatto non sussiste. L'ex deputato regionale del PD Giuseppe Lupo, noto esponente del Partito Democratico in Sicilia, assolto dall'accusa di corruzione con la formula perché il reato non sussiste. 5 anni di processo nel quale si è di fatto interrotta la carriera politica dell'ex vicepresidente dell'ARS. Per questa indagine e il relativo rinvio a giudizio Lupo non venne candidato alle ultime regionali su richiesta dell'allora candidata del centrosinistra a presidente della regione Caterina Chinnici, adesso passata a Forza Italia. 8 marzo, ingresso gratis alle donne nei musei e nei parchi. 8 marzo le donne entrano gratis nei luoghi di cultura siciliani. Anche quest'anno l'assessorato dei beni culturali aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per celebrare l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Domani i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura della regione accoglieranno gratuitamente le donne. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.